Zona Duomo in centro città, una rinomata libreria e il dipendente che si accorge che qualcosa non va. Un uomo con fare sospetto che si aggirava fra gli scaffali, sostando con interesse di fronte al manuale lezioni di letteratura russa. Vedendolo uscire di tutta fretta, il dipendente si è portato nella zona della letteratura straniera, dove ha visto mancante proprio quel testo. Con prontezza è uscito cercando di rintracciare il ladro mentre dava l'allarme alla 113. Una caccia all'uomo, chiedendo anche ai passanti se lo avessero visto, dopo una sommaria descrizione. Il ladro è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un 52enne padovano. La scoperta ha riguardato anche i libri contenuti in un sacchetto di supermercato, 12 in tutto di differenti argomenti universitari, del valore complessivo di 243 euro. L'uomo è stato indagato per tentato furto aggravato.